TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel corso della trascorsa notte a Mogliano Veneto e Pederobba sono stati perpetrati due distinti furti in danno dei locali uffici postali. Il primo verso le ore 2:15 è avvenuto in via Roma Mogliano, dove tre soggetti travisati hanno fatto esplodere il postamat dileguandosi con un SUV di colore scuro sul quale erano applicate targhe rubate. Il secondo è avvenuto alle successive 4 del mattino nella località Onigo di Pederobba, dove, verosimilmente gli stessi autori, hanno messo in scena lo stesso copione. In entrambi i casi, per scardinare la cassetta di sicurezza, è stato usato un congegno rudimentale composto di polvere pirica che è stato fatto detonare nella bocchetta di erogazione del denaro. Al momento non si è in grado di quantificare quanto è stato rubato, anche se per quanto riguarda il postamat di Onigo è entrato in funzione il macchinatore di banconote che ha reso inservibile il maltolto. Le indagini sono a cura dei rispettivi comandi di compagnia dei carabinieri. Ancora cronaca. Poco dopo le 20 di venerdì 21 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Ponte Bana ad Orsago per un SUV finito parzialmente rovesciato su un fianco sotto il ciglio stradale. Ferito il conducente. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Conegliano hanno messo in sicurezza il Land Rover Defender ed estratto il conducente che è stato preso in cura dal personale del SUEM, intervenuto con un'ambulanza e l'automedica. Il ferito è stato trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Cambiamo argomento. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 ha istituito la Giornata Internazionale delle Foreste, celebrata il 21 marzo di ogni anno. In occasione di questa ricorrenza, i carabinieri forestali in servizio presso i nuclei della provincia di Treviso hanno organizzato mirate attività di educazione ambientale con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza delle foreste per la salute del pianeta. I complessi ecosistemi forestali offrono all'umanità servizi multifunzionali, svolgono un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, costituendo il secondo più ampio serbatoio di carbonio dopo gli oceani. Sono fondamentali per migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, garantiscono il mantenimento della biodiversità animale e vegetale e proteggono il suolo dal dissesto idrogeologico. I boschi, oltre ad offrire legno, funghi, resine, castagne e pinoli, forniscono valori estetici, culturali, educativi, artistici e ricreativi. E sono queste le tematiche affrontate con i 245 studenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, incontrati in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste. E a proposito di ambiente, prima domenica di primavera con l'arrivo della bella stagione torna la giornata che celebra il patrimonio collinare veneto. La quarta edizione della giornata regionale per i colli veneti si svolgerà domani domenica 23 marzo in tutte le colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. L'appuntamento annuale dedicato al patrimonio culturale delle colline venete anche quest'anno darà il giusto risalto ai colli trevigiani grazie a un programma che sarà l'esempio concreto di come questo progetto possa sviluppare ulteriormente l'accoglienza turistica dell'intera area, coinvolgendo non solo gli operatori economici del settore, ma anche chi in queste terre vive e lavora. In particolare saranno moltissime le località della provincia distribuite tra colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani, che daranno vita ad un totale di 113 eventi diffusi realizzati grazie al fondamentale legame tra i volontari e il loro territorio. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.